Signori, buonasera. Anche quest'anno, 1985, iniziamo con una carrellata di mascherate e tutto quanto è possibile vedere in un carnevale, diciamo, paesano. Ecco. Certo che potrebbe andare ancora meglio, perché l'anno scorso abbiamo visto parecchi carri addobbati abbastanza efficienti in tutti i punti di vista, e vediamo che oggi comunque, in quel poco che si è potuto fare, anche iniziando in ritardo, vediamo la panoramica adesso dei carri allegorici che sono stati mandati avanti nella sfilata che è stata iniziata da un carro che è andato molto bene avanti per iniziare la sfilata, e che è il carro funebre pilotato da parecchi ragazzi. Poi abbiamo visto anche in continuità una sirena della polizia, una macchina della polizia con a bordo tutti i carabinieri e tenenti e via dicendo. In più abbiamo visto anche un altro carro adibito a Festival di Sanremo, con i fiori e i suonatori sopra. Poi ancora un elicottero bene organizzato, diciamo, con tanto di eliche davanti e dietro, che potrebbe far sì che potesse quasi volare. Poi ancora un supercar 85, una motozappa camuffata abbastanza bene. In più vediamo un carro con un complesso, e in più un altro carro trainato da una 500 camuffata sempre, che si dice la strega pioniera, e così via. Forse io non potrò commentarvi molto bene tutto quanto, perché da soli tutto quanto è stato portato alla sfilata. Poi un trattore che traina un carro lo stesso molto ben messo, ed infine, arrivati alla piazza, vediamo questo stupendo palco dove del paese stesso si è esibito in parecchie canzoni, iniziando dal ballo sardo. Adesso vediamo il cantante abbastanza bravo, ed è Raimondo Lai, un bravo ragazzo che non ha paura del microfono e quindi si esibisce abbastanza bene.
Vediamo inquadrati adesso in questo momento il carro della strega pioniera, molto ben fatto, che c'ha anche un po' di fumo che esce dalla caldaia. Poi vediamo partire adesso il supercar in partenza, farsi un giro di perlustrazione come dicevo, e adesso riprendiamo a vedere tutte le maschere piccole e grandi che anche quest'anno si sono messe in piazza per far vedere che anche Nurri fa il suo carnevale. Maschere molto belle, naturalmente è uscito fuori, non c'è voluto rimanere dentro perché c'era poca aria e quindi adesso è chiusa, dovrebbe essere pronta per il seppellimento, ma aspettano il morto che arrivi, non è che sia. Vediamo in questo momento anche i pacchetti visentini che si sono fatti vivi in questo carnevale. L'ultima legge è questa Visentini e quindi non potevano mancare questi pacchetti viaggianti per le strade di Nurri, che anche qui ci accorgiamo che effettivamente è arrivato questo pacchetto Visentini. Andiamo ancora ad inquadrare il complesso che ancora si esibisce su questa piazza con un'altra canzone cantata da Raimondo Lai. Vi ricordo che questa è Telenurri, è la telecronaca registrata di questa Telenurri, come dicevo, è l'unica TV privata di questo paese che per ogni manifestazione è presente e può far vedere a quelli che non sono potuti essere presenti in diretta anche con la telecronaca registrata. Quindi penso che sia una cosa abbastanza buona che dobbiamo a Roberto Marcialis, che è lui l'ideatore di questa TV privata. Adesso c'è un'inquadratura del carro complesso, il Duran Sugural, una rappresentativa dopo il Festival di Sanremo dei Duran Duran, un po' assomiglianti e molto all'altezza di queste esibizioni che faranno tra poco. Inquadratura ancora di maschere piccole e grandi e del pubblico presente in questa piazza per la prima volta in questa piazza, questo carnevale. Scappa adesso, sta trapuntato, però non succede niente. Ecco la nuova maschera che si esibisce. Quindi è
La sasardete, figa su cabrio, e cura di cambiare, e tu di ballare, e pogarissimo, e ballare su Cristo, illumina, e tutto sassato! Sergio! Fate la scena! No, non è scappato! Come qui, però un po' lontano, no! Però non molto veloce! Non molto veloce! E curra di cambiare, e sono di ballare, cavari su cambiare, e ballare su Cristo, illumina, e vestita, venir vestita, per ballare con me, la sacerdote, figa su cagiù, e curra di cambiare, e sono di ballare, e pagare su cambiare, e ballare su Cristo, e pagare su cambiare, e ballare su Cristo, illumina, per vestita, venir vestita, e ballare con me, la sacerdote, figa su cagiù, e curra di cambiare, e tu di ballare, e magari su questo era morto qua, a chi ne sa più lungo venga qua. Andiamo, vai!
Signori, la nostra serata inizia tutta così. Non si comincia a partire, vediamoci suggetti, va bene? Ecco, adesso per cortesia un applauso, signora commentaggio, va bene? Grazie.
È da preferire la ricchezza o la povertà e l'onestà. Scegliete voi. Non te ne nuda, s'accontenta la ehi, sarrico sughi no andate a corti con me, porta che porta sa, su prude porta sa, di serra da impacci sporta sa. Sarrico sughi si va a solo c'è te sai e su povero che non te ne nuda, senza le mani e ci muda. Solo c'è ne sarebbe e su povero che non te ne nuda, s'accontenta le mani e ci muda. Diverso seus, ma figlio sempre adesso proprio Deus. Diverso seus, ma figlio sempre adesso proprio Deus. Non ci manca regionai Sarrico su chi si va a passare un giorno e sarebbe e su povero che non te ne nuda s'accontenta le mani e ci guarda molta concurso manca già sta tonto ogni persona di buoni di incontro Sarrico su chi si va a passare un giorno e sarebbe e su povero che non te ne nuda s'accontenta le mani e ci guarda. La nostra tanta casa ricchezza, non c'è chissà che si pone in sa mesa. Sarrico su chi si va a solo c'è che sarebbe, e su povero che non te ne nuda, s'accontenta le mani e ci guarda. Ma su chi conta dai lieri stati, buona persona e sempre sono stati. Sarrico su chi si va a passo croce che sarebbe, e su povero che non te ne nuda. S'accontenta le mani e ci guarda. S'accontenta le mani e ci guarda. Lo spettacolo continua con Gabriele e il piccolo Giacomo, nella parte Gabriele di una mamma snaturata che abbandona il bambino appena nasce e la mamma che si fa sentire per telefono dopo 10 anni. Un mullente come te tu? Pronto? Accappata, dopo c'è il connotto, brutta disgraziata. Piange il telefono E la sta durante che non prendi mancollo. perché non hai pietà. Sta vieta di tua, cagando voi, nasce un minziesta voglianza io. Tuo padre dove sta? E a tre balla onestamente. Devi dire a babbo. Mi disprezzi, ma Dio non ti do nulla. E poi portano bene i tuoi se tu hai. Devi dire a babbo Non sei né di nulla, poi dopo c'è naga non c'è. che l'aspetto da 10 anni. Degando se nasce, no, tocca che bambina, non ti vai preguncia. Ma dimmi,
Sai scrivere di già? E te in porta, domani adesso maestro. È bella la tua casa? Non è sì bella mai fatta tu sudore de vallasa. Non commenti testa tua che non ti è costata nulla. E ite da sta creca, babbo non mai scoppiato sul traballo che vi, fai sì? A scuola come va? Un motorino. Saluta il tuo babbo. Andate su fumo. Ma spenzia, e ite io sta bolle vivi con noi, su moi. Non ti osa clonare. Potendo una mamma di aici, meglio se non ti dai nulla. Piange il telefono perché non hai pietà. E poi? Grazie. Giornale con una notizia sensazionale. In un paesino della provincia di Nurri è in corso di svolgimento il Carnevale 85, che offuscherà i già noti carnevali di Venezia e di Viareggio. A tutti i partecipanti verranno offerti prodotti locali: vino, formaggio, prosciutto, salsicce, funghi, asparagi. Scusate. Sì? Sì. Mi dicono che per gli organizzatori ci saranno anche pomodori. Improvvisa duplice identica tragedia familiare. Una donnola, Saucca e Melli, con un piccolo morso, Muzieddu, ha succhiato tutto il sangue di un bambino che è così morto dissanguato. Al padre del bambino, alla notizia, non è rimasto sangue in corpo. In un paese del Sarcidano corre voce che l'amministrazione comunale, stanca di star male, abbia deciso di trasferire il nuovo e moderno municipio in quello vecchio e ormai secolare. La notizia forse non è esatta. Sì? Sì. Mi dicono che è così, ma... In casa della signora Mozzicone in Sigaretta si è sviluppato un grosso incendio che ha mandato tutto in fumo. È stata aperta un'inchiesta contro il monopolio di Stato per accertare eventuali responsabilità. In prossimità dell'edificio comunale è stato piantato un grosso palo. Non si sa a cosa serve. Sì? Mi dicono che serve a tirare i fili del comune. All'ospedale di Isili, al fine di poter effettuare interventi anche sulle scimmie, hanno chiesto ed ottenuto un nuovo macchinario, l'appendicite. Mi dicono che il macchinario ha preso il nome da Citta, la scimmia di Tarzan. Dopo secoli di inimicizia è stato finalmente siglato un patto di duratura amicizia tra i vicini comuni di Nurri e Orroli. L'avvenimento è stato accolto dalle rispettive popolazioni con grande soddisfazione. Sì. Sì. Mi dicono che la guerra era iniziata. Un urrese e un orrolese si sono pestati a sangue. Nessuno dei due può ormai più aspirare al premio Nobel per la pace. Al comune di Nurri è stato concesso un mutuo agevolato di 4 miliardi di lire. La notizia è stata accolta da tutti con viva soddisfazione, perché finalmente cambieranno le sorti di questo piccolo centro. L'ente erogante, la regione, per paura che i soldi vengano rubati o smarriti in viaggio, li invierà in Bordhausen-Follenmurta. Ora, a costo di perdere il posto di lavoro, vorremmo sperimentare in diretta un nuovo telegiornale, più familiare col commento delle notizie, per cui l'ultima notizia la daremo in questo modo. Vedremo famiglia. Decisi gaggine e zoppo. Zoppo? Non ci credo. Bravo da zio. Anna che dopo più sanno passato e non tenia nulla. Gesù sicuro. E che adesso ci? Ci riarrutto su vacchetto Vesentino in paese. Esce dao, però da fannare sa verità, che di andare a Eni pure. A me da sa questo impresa queste cose, sa che addirittura scambasa. Non hai questo vacchetto o no? Si vuole adesso zoppiamo su troppo. Questo tempo, questo ultimo tempo, camminando troppo. Ci sì. Era un momento a poi non via tutto. Ah sì. Minanta che zoppo su villo puro. Dai. Povera famiglia sfortunata.
Ora sentite come sarebbe stata banale, fredda e insignificante la notizia secondo lo schema tradizionale del telegiornale. Pacchetto Visentini cade sul piede di un signore di nome Gino rendendolo zoppicante. A molti lo stesso Pacchetto ha spezzato le gambe. In questi ultimi tempi il signor Gino faceva delle lunghe passeggiate. Buonasera a tutti. Bambini tutti, buonasera. Quest'anno, come vedete, abbiamo un ospite d'eccezione, Rockefeller. Buonasera, buonasera a tutti. Ma dimmi un po', sei veramente Rockefeller? Certo, io in piume, becco e ossa. Come mai al carnevale nurrese? Come hai trovato il tempo? Sono disoccupato. Disoccupato? Moreno e Paolo mi avevano rotto e me ne sono andato. E poi con tutta la fatica di fantastico, quanto, 5 non mi hanno dato un becco di quattrini. Adesso però ho messo l'avvocato. Ma almeno sai con chi ti sei messo ora? Certo, con Pietro e Augusto. Perché? Pensi che loro siano meno pagliacci? No, ma almeno Pietro mi pagherà. Ho sentito che è figlioccio di Visentini e fa l'esattore. Quindi soldi ne ha, con tutte le tasse che si pagano a Nurri. Mi sorge il dubbio che tu non sei Rockefeller. Perché il dubbio? Perché hai cambiato voce. Ah no, l'ho cambiata perché quella era una voce troppo da corvo. Ehi, ma si può sapere chi cerchi in mezzo al pubblico? Mi voglio fidanzare a Nurri e sto cercando una cornacchia. Una che? Una corrogami. Ne avete? Ma qui ne abbiamo, adesso vedo se si trova qualcuna qui e te la chiamo subito. Dove? Oh, Eliesa, venga un po' qua. Ma Elia si chiama? Sì, Elia. Dove? Venga che le presento. Ecco, è arrivata la cornacchia. Ma che cos'è questa? È proprio spignocciata di me. Io ne voglio una giovane. Vadene via Toro. Senti un po', è vero che Pietro ti porterà in ufficio per aiutarlo? Certo, sono molto bravo in matematica. So fare tutte le operazioni. Vediamo un po'. Allora, 2 per 3. 60. Oh, bravo. Oltre ad essere un corvo brutto e spennacchiato, sei anche un asino. Vedi che non sai niente. È colpa di quei professori che non mi hanno insegnato nulla. Come non ti hanno insegnato nulla? E il preside per che cosa c'era? Il preside? Anche se c'è, è come loro. Ma Rob, sei troppo monello. Si sa che Moreno ti ha licenziato perché avevi la lingua troppo lunga, mi sa. Allora sto zitto. Hai visto Nurri? Certo. E ti è piaciuto? Bello. Ma dimmi. È meraviglioso. Un posto stupendo. Hai le scarpe un po' sporche, ma che significa? Mi sono andato a bere a una fontana. Dove? A un Arcigimi. Ma in quale? A Nurri ce ne sono tanti. Davvero? Sì, quello della cantoniera. Ma quello non è un abbeveratoio, è una fontana dove si va a prendere l'acqua per bere. Ma no, davvero? Ma lì c'è tutto. Ci sono dei pannolini, e la frutta marcia, pesci morti, e tanto altro. È una discarica.
E come facevo a non sporcarmi i piedi? C'è tanto fango. Poi lì è venuto un signore, sai? Ha detto, forse era, anzi sono sicuro che era il sindaco di Orroli. Ma da che cosa l'hai capito? Si è messo a baciare le mani delle signore. E poi, sai cosa ha detto? Peccato che questa sorgente non appartenga a Orroli. E adesso che stai cercando ancora? Sto guardando se riesco a trovare Serafino. Sarà difficile. A lui questo genere di manifestazioni non piace. È sempre in negozio dietro quel bancone che sembra una scrivania. In ogni caso non sarebbe venuto lo stesso. A lui queste pagliacciate non piacciono. Perché? Quali pagliacciate piacciono a lui? Basta Rockefeller. Sei un impertinente, te l'ho detto. E hanno fatto bene Luis Moreno e Pippo Baudo a licenziarti. Sei un impertinente e un bugiardo. Non sai che la gente ti giudica male. E alla fine anch'io. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Se ho sbagliato sempre ora, non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Sai anche cantare. Ma, visto che sai cantare, perché non canti una canzoncina per i bambini? Per le bambine vorrai dire. Va bene, per le bambine. Certo. Care bambine. Belle. Ce ne sono tante. Voglio dedicare a tutte voi questa canzone. Bambina, bambina, nella pineta questa sera siamo soli con la luna, io becco con te. E ai maschietti? Ai maschietti? Sì. Loro se la facciano fare dalle cornacchie. Io sono un corno. Beccati quello. Grazie. Grazie. Buonasera. Questa droga. Sul giornale Bresciu e in fotografia vi uno micciocco bello che s'arrosa s'ha messo babbo a posto in Tripolia. Tu impari con sa sposa, casi in descandau senza saludai, che hai sbagliato, weekend sa cosa. Il vano si cicca da te tu salvai, ma poco sa bestia
Agoano volli mai brutto rai, le su Camposanto soveri savorta, pochino volli cosa illa sai. Cosa non ci dai per frasa de sta droga, tutti i promiti di volta tirai, dessa prima orta ti è passa soga, difficili a si scampai. Una vita bella avere pensamento, me la spiccio che tu me la intesonai, devo disinnau, avvarrai attento, a vostra troppo bolli di imbrogliai. Sa vita si non è fatta a misura, e non poco si ci deve fulliai, a sa drogonai, tegnese portura, se riai a tu concidu interrai. Non si comportesi de gente in tristura, ma ballo se canto de peso organizzai.